Ecco, come promesso, birra. Birra. E rieccoci qui, cari amici. Siamo sabato 14 giugno e dopo una settimana di tregua delle escursioni per un weekend fatto tra Chioggia e Sottomarina si torna puntualmente sui sentieri di montagna. Siamo a Valle San Liberale, in comune di Paderno del Grappa, con l'obiettivo di andare a vedere il sentiero delle Meate, che è una strada alternativa molto in voga tra l'altro in questo periodo, per salire a Cima Grappa. Quindi non vi resta che rimanere con noi e scoprire insieme come sarà questo sentiero. Qui c'è il primo bivio col Grappa a sinistra, noi prendiamo il 153 per le Meate, appunto. Ciao Cristian. Ciao. Ciao. Qui intanto vedete c'è l'indicazione per la ferrata famosissima del Sas Brusai. Chi ha l'imbrago dicono sia stupendo da fare. Intanto vi informo che abbiamo appena superato quota 1000 metri. Chris, tutto a posto da dietro. Dai, sotto bosco prearriviamo. All'ombra Esatto. che si tiene a botta. Paderno. Uno spicchio di Paderno. Esatto, si apre la pianura. Ah, da via, per lui che porta. Stupendo. Che bellezza ragazzi questo punto. Adesso siamo usciti dal bosco che è più sotto qua. Guardate che panorama dinanzi a noi. Guardate che spettacolo proprio. Ecco, intanto lassù abbiamo adocchiato il ponte tibetano, guardate, con anche alcune persone che lo stanno attraversando proprio ora. Guarda Chris che razza di posticino. Guarda dove ti ho portato Jacopo. Non poteva neanche venire Jacopo. Più o meno. Guarda che meraviglia veramente. Oh. Tanto si sale di quota. Tanto guardate lassù, niente po' di meno che la sagoma dell'ossario del Grappa. Adesso siamo saliti e compassa dietro il pendio qua davanti. Ecco, vedete, qui siamo arrivati a un duplice bivio. Pian de Abale a 40 minuti, 152. E Manga Vedetta, sempre 152. Tanto cari miei siamo arrivati qui a questa bocchetta tipo, vedete qui c'è l'indicazione, sentiero delle Meate a ritroso rispetto a dove siamo appena arrivati, quindi l'abbiamo appena finito. Da qua in su e poi tutto in giù per il pendio per la valle. Guardate che bel campanile qua davanti. Spettacolo. Ebbene sì, ecco qua, abbiamo proprio sopra di noi il ponte tibetano.
Bello, bello. Adesso innanzitutto arriveremo come prima tappa a Pian de Abal, poi faremo una breve sosta. Ormai abbiamo deciso all'unanimità di andare fino a Cima Grappa e lì ci restano altri 450 metri circa di dislivello. Dopo ne abbiamo fatti circa 850 per arrivare fino a qua. Ecco, intanto Christian ci dice che qui dovrebbe essere Pian de Abal. Vedete, a questo punto diamo le indicazioni meate dal punto dove siamo arrivati. Cima Grappa invece lassù. Qua intanto vedete qualche tornante sopra. Siamo arrivati a Cason Val de Melin. Vedete qua questo edificio diroccato come anche questo. Bene, 30 minuti. Improvvisamente qua si apre il panorama con tante indicazioni. Guardate che spettacolo. Eccolo lì. L'ultimo sforzo. Tanto qui sopra il rifugio Bassano. Eccoci, come un miraggio appare il rifugio Bassano. E Chris, fin qua ci siamo. Siamo in vetta praticamente. Mamma mia, che sudata ragazzi. Ci darò una vittoria. Eccoci arrivati nei dintorni dell'ossario. Allora, ho appena tirato le somme dell'escursione nella sua andata. Praticamente siamo a 10 km esatti, 1350 metri di dislivello, perché appunto comunque sono stati dei saliscendi che hanno sommato svariate salite. Bene, adesso avendo esplorato tutto l'ossario, tutta la zona monumentale, torniamo al rifugio Bassano. Birra dopo.
Stava a pennello. Anche quello è un alcolico dopo una faticaccia del genere. Guardate che panorama stupendo. Ecco come promesso birra. Birra Sì, del Chris. bambino e birra del grande. Il bambino sta tranquillo oggi pomeriggio. Con panorama laggiù. Tanto vedete qui del rifugio Bassano, le sabbie proprio lì a un centinaio di metri. Ecco qui carissimi, siamo arrivati qui al rifugio, cioè al bivacco, diciamo se avete tipo una malga lungo il sentiero dell'andata. Dunque, qui da me Chris è tutto, dopo appunto i 10 km di andata e 1350 metri di dislivello. Abbiamo fatto una pausa doverosa al rifugio e Chris l'escursione è stupenda, Molto bene. molto bella. Ci abbiamo un po' messo alla prova per via del caldo, però d'altronde siamo a metà giugno. E niente, spero che anche a voi il Sentiero delle Meate sia piaciuto. Indossare da Montegrappa al Rifugio Bassano per me è la seconda volta e merita sempre, anche perché comunque in cima tira una bella aria fresca e pulita. Niente, qui ormai sono le 14:42, noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo percorso.